Buona serata a tutti, siamo qui nell'ufficio dell'Associazione Noi che Credevamo alla Popolare di Vicenza con parte, quasi tutto il direttivo, perché dobbiamo darvi un'informazione importante. Abbiamo lanciato una campagna per sensibilizzare la politica su un punto per noi essenziale. Spiegalo tu un attimo, Luigi. È questo, per noi campagna elettorale del territorio vuol dire parlare di popolari, venete, siamo in Veneto, e di risparmiatori. Questo è quello che per noi oggi è campagna elettorale del territorio. Abbiamo lanciato questa campagna, eccola qua, la manderemo a tutti i nostri associati sulla mail, sul nostro canale Telegram, manderemo il loghetto sul canale Telegram, lo metteremo sulla pagina Facebook per chiunque voglia scaricarlo e condividerlo, noi vi ringrazieremo. Per tutti quelli che lo vogliono mettere come loro profilo WhatsApp o girarlo nei gruppi WhatsApp, noi li ringrazieremo, e per tutti gli esercenti, i commercianti che vogliono stamparlo e metterlo in vetrina sul balcone, noi abbiamo sulla pagina quasi 16.000 contatti reali, quindi chi lo vorrà fare, vorrà aderire, ci faccia la foto della vetrina o dell'insegna che vi taggeremo sulla nostra pagina, così magari avete anche un piccolo riscontro di pubblicità. Questo perché è ora di finirla con l'ipocrisia, bisogna arrivare alla sostanza. Noi sapete, sulla questione non abbiamo mai mollato, non vogliamo mollare, ci sono ancora 500 milioni di euro che sono avanzati dal FIR, che la legge prevede vengano ridistribuiti ai 144.000 aventi diritto. Ci sono diverse problematiche nel FIR che non sono state risolte, da quello che è stato liquidato ad alcuni risparmiatori e quello che è stato liquidato a quasi tutti gli obbligazionisti, che non è in linea con la normativa. Queste cose vanno risolte, quindi per noi fare politica in Veneto vuol dire esattamente questo. Vi preghiamo di aderire, per noi è fondamentale, ve lo chiediamo tutti in coro. Condividete il video, come sempre, perché è l'unico modo con cui ci potete dare un po' di visibilità, visto che i media normali, tradizionali, di solito non è che ci fanno tutta questa pubblicità. Se avete qualche parente che è stato vittima delle banche, ma comunque siete risparmiatori sensibili o veneti sensibili al disastro che è accaduto con le due banche, vi preghiamo, questa è la nostra campagna dal Veneto. Grazie mille a tutti e avanti sempre, non vogliamo mai.